Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitaria, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. Noi esseri umani siamo caratterizzati dal fatto di essere come ogni altro ente in questo mondo, compresa questa bottiglia, il bicchiere di plastica che è qui accanto alla bottiglia, il microfono che tengo tra le mani, di essere una quantità di energia. E da questo punto di vista non siamo diversi dalla bottiglia, dalle sedie, dalle stelle, dalle stalle, dagli animali. La differenza umana, non solo rispetto agli oggetti inanimati come la bottiglia, il microfono, il tavolo, ma anche rispetto agli oggetti animati come gli altri esseri viventi, la differenza consiste nel fatto che noi abbiamo una quantità di energia libera che ci consente a volte di essere imprevedibili, creativi, innovativi, nel bene e nel male. E infatti noi siamo superiori e inferiori al contempo a tutti i viventi che il nostro pianeta contiene, non so, altri pianeti in altri sistemi solari, in altre galassie, questo, ma di sicuro nel nostro pianeta. Siamo superiori e inferiori. In realtà non solo il libro dell'anno scorso, Il bisogno di pensare, direi tutta la mia produzione teologica e filosofica al contempo intende rivolgersi a questo quid di energia libera. L'anima, qualunque cosa voi vogliate pensare che sia, si può definire esattamente come energia libera. Lo spirito, qualunque cosa voi possiate pensare che esista o non esista, così come anche l'anima, si può pensare come energia libera. Ed è esattamente da qui, da questa quantità di energia libera che in noi nasce, come ho detto prima, la peculiarità che ci contraddistingue, il nostro essere capaci di bene, di bello, di giusto, capaci di dare la vita per la giustizia, è esattamente il contrario, capaci di male, di giustizia. Il mondo animale non conosce tutto ciò. Allora dicevo, io in tutta la mia opera, nei miei diversi libri che finora ho scritto, ho tentato di parlare alla libertà degli esseri umani, di farlo in modo libero e performativo al contempo. Per performativo intendo nutriente per la nostra libertà. La nostra libertà ha bisogno di slancio, perché questa nostra energia libera si può affievolire, si può diminuire, può non credere in se stessa, può pensare che sia tutto vano, può pensare e viceversa si può avere slancio, può avere entusiasmo, può avere desiderio, si può muovere, può creare, può performare.
Quindi va nutrita, così come va nutrito il nostro corpo, e così come va nutrita la nostra psiche. Se noi il nostro corpo lo nutriamo, non c'è bisogno adesso di ripeterlo, abbiamo cenato, immagino tutti. Domani faremo colazione, poi faremo pranzo, poi la cena, poi colazione, poi pranzo, poi cena. E nutriamo il nostro corpo e stiamo attenti per quanto è possibile a scegliere gli alimenti giusti. E così nutriamo anche la nostra psiche. Di che cosa si nutre il corpo? Lo sappiamo, no? Carboidrati, grassi, vitamine, proteine. Di cosa si nutre la psiche? E la psiche si nutre di emozioni. E noi le andiamo a prendere le emozioni, sono altrettanto importanti. La partita ci emoziona, l'inno della nostra nazione ci emoziona, altri tipi di sport ci emoziona, la lettura, l'amicizia, l'avventura, il viaggio. E sono emozioni, ne abbiamo bisogno per vivere. Ora io però non mi voglio rivolgere a queste dimensioni che non sono energia libera, perché non c'è la libertà nel corpo e nella psiche. Lì siamo prevedibili. Io mi voglio rivolgere invece a quella parte di noi, di voi, che come ho detto prima, che è libera e che si chiama anima o che si chiama spirito. Tra l'altro sia il termine anima sia il termine spirito hanno una comune etimologia, perché anima significa anzitutto vento, anemos in greco, e spirito, spiritus in latino, significa vento, aria che si muove, sia in latino, sia in greco, pneuma, sia in ebraico, ruach. E se la mente dei nostri padri ha ripreso il termine dell'aria e del vento, l'aria che si muove, quindi vento, brezza leggera, per parlare della nostra interiorità più profonda, è esattamente per designare la nostra capacità di libertà, capite? Allora, tutto questo discorso l'ho fatto per dire che secondo me esiste una domanda in grado di interessare, di muovere, anzi direi di smuovere quella parte di energia libera a cui ci possiamo riferire dicendo anima, oppure dicendo spirito, oppure dicendo anima spirituale, oppure dicendo coscienza, oppure dicendo sé, oppure dicendo ipseità. Come la chiamate voi, quella dimensione vostra per la quale voi siete voi? E non siete non state lavorando per altri, non state svolgendo un ruolo, ma siete voi stessi nella vostra dimensione più intima, più solitaria. Se non vi piace il termine anima ne potete usare un altro, se invece vi piace utilizzate, chiamatelo come volete, le etichette, tutto sommato, sono importanti, ma non sono essenziali. Sono importanti le etichette, i nomi, ma non sono essenziali, si può cambiare. Quello che è veramente essenziale è non perdere il fenomeno, cioè non perdere quello che vi dicevo, la nostra capacità di libertà, e per libertà io intendo consapevolezza, creatività, responsabilità. Se voi pensate di voi stessi, di poter essere consapevoli, cioè non solo di sapere, ma di sapere, oppure anche di sapere di non sapere. E se voi pensate di voi stessi di essere creativi in qualche modo, cioè di poter fare qualcosa di nuovo, di inedito, non solo di reagire, come noi per la gran parte del tempo facciamo, reagiamo agli stimoli della fame, agli stimoli sessuali, agli stimoli psicologici, di avere compagnia perché non ci piace stare da soli e quindi cerchiamo l'amico o gli amici, oppure facciamo un viaggio, reagiamo. Ma se voi pensate che oltre a reagire potete agire, cioè di essere atto e non solo passività, e non solo reazione, e non solo fatto, siete fatti da altro, no, siete anche atto, nel senso che agite, potete voi compiere qualcosa. Se pensate, e quindi creatività, e se pensate, terzo elemento, che voi potete essere responsabili,
Cioè che la vostra consapevolezza e la vostra azione produce un'azione che risponde, responsabilità, risposta, risponde in tutte le lingue che sappia io, però non ne so tante, ma nelle lingue di origine latina, quindi l'italiano, ma anche l'inglese, responsabilità deriva da, ma anche il tedesco, responsabilità, Verantwortung, e quindi antworten è rispondere, e quindi e anche nel serbo, nel croato, odgovornost, responsabilità, da cui appunto odgovoriti è parlare, rispondere, pardon, govoriti è parlare, odgovoriti rispondere. E quindi se voi ritenete che qualche volta vi capita di essere responsabili, pardon, e quindi di agire, stavo dicendo, responsabilità, rispondendo ai sistemi in cui vi siete inseriti, cioè la vostra azione non è capricciosa, ma si inserisce all'interno di sistemi precisi e lo fa per introdurre energia positiva. Questo vuol dire essere responsabili. Capire che la tua azione si deve collocare all'interno di sistemi che ti contengono. E quindi la tua azione deve introdurre energia positiva in quei sistemi. Muoverli, smuoverli, magari anche un po' di caos, ma non per far decadere il sistema, ma per farlo muovere, per farlo crescere. E a volte un po' di caos è necessario anche per far crescere i sistemi di opposizione, la capacità di dire di no. In ogni caso, se voi pensate che qualche volta siete in grado di avere consapevolezza, di generare creatività e di farlo in modo responsabile, allora voi state parlando della libertà, voi credete alla libertà, viceversa no. E io mi voglio rivolgere a questa libertà, come ho detto all'inizio, a questa libertà, a quella parte più interiore che possiamo chiamare anima, che possiamo chiamare coscienza, che possiamo chiamare sé, che è diverso dall'ego psichico, emotivo, emozionale, qualcosa di più profondo. E dicevo, c'è una domanda in grado, secondo me, di rivolgersi a questa parte che ci contraddistingue e di cui per esempio Aristotele parlava in termini di nous. Già Anassagora parlava in termini di nous, cioè spirito, intelletto. A dire intelletto sembra quasi che sia qualcosa che semplicemente appunto di intellettuale, qualcosa che riguarda il comprendere. Sì, riguarda anche il comprendere, ma riguarda anche l'agire, riguarda anche il sentire. Aristotele parlava di nous poietikos, cioè di spirito creativo, qualcosa che di uno spirito creativo, dove veramente siamo liberi. E in questo senso possiamo essere divini. C'è una domanda, ho detto, che è in grado di parlare, di scuotere, di parlare a questa parte, di scuoterla e di attivarla. Qual è questa domanda? Questa domanda è: esiste un messaggio? Questa è la domanda. Questo mondo, la natura, in tutte le sue manifestazioni, contiene un messaggio per la nostra libertà, in grado di nutrirla, in grado di darle senso. Senso ha 3 significati, almeno nella lingua italiana. Primo significato. Questa nostra energia libera è alla ricerca di un significato, perché da sola può anche dire non c'è nessun significato, io non lo so perché ci sono, non c'è nessun significato, né in me né negli altri, ha bisogno di trovare un significato. Il secondo senso, la seconda accezione, diciamo così, della parola senso è direzione.
senso vietato, senso obbligato, non c'è, devi andare in questo senso di marcia, senso, direzione. E questa nostra energia libera, non so voi cosa ne pensate al riguardo, non lo so cosa pensate, ovviamente, non ci siamo mai conosciuti e alla fine di questo nostro incontro, chissà, non ci vedremo forse mai più. Quindi cosa posso sapere io di voi e cosa voi potete sapere di me, no? Però vediamo di riempire questo momento che stiamo vivendo di autenticità, no? Questo momento che stiamo vivendo, riempirlo di autenticità. Ebbene, l'autenticità, secondo me, ti porta a dire che le persone possono anche negare che esista un significato alla vita. Lo possono fare, non c'è il senso della vita, non c'è nessun senso. Bene. Tuttavia, tutti hanno bisogno di direzione. Tutti hanno bisogno di direzione. Una direzione verso cui camminare. Decidendo di vivere per alcuni valori, oppure per altri, per alcune mete, oppure per altre, per raggiungere alcuni obiettivi, oppure altri. E quindi tu vai in una determinata direzione. E quindi senso come direzione. E poi c'è un terzo significato della parola senso. Oltre significato, oltre direzione, la parola senso ha il significato di sensazione. Sentire, sentimento. Esiste un messaggio? Esiste un messaggio che dia senso alla nostra energia libera, a che si agita dentro di noi e che a volte ci fa gioire di essere qui e che a volte ci fa annoiare di essere qui e che a volte ci fa disperare di essere qui. Se convochiamo nella nostra mente l'esperienza spirituale dell'umanità, noi possiamo essere qualunque cosa, tutto è stato pensato, detto, celebrato, cantato, maledetto, tutto. E se anche voi non avete mai maledetto la vita finora, cioè, magari l'avete fatto, magari no, però avete letto i poeti maledetti, per esempio. E li avete fatti vostri, li avete sentiti come compagni di strada. E se anche non avete fatto nulla di male nel senso profondo del termine, avete letto i fiori del male. E se anche non credete in Dio, non avete mai voluto celebrare, avete letto la Divina Commedia e avete celebrato la gloria che riempie questo universo. Quindi tutto abbiamo vissuto, sentito, celebrato in qualche maniera, maledetto. Esiste un messaggio. Che cosa emerge dalla natura e dalla cultura? Cosa emerge? Io sento di avere fame di una risposta, appunto, di un fame, perché questa energia libera che è dentro di me, appunto, si agita ed è bisognosa di significato, di direzione e di sensazione, sentimento, sentire, sentimento. E quindi da sempre, fin da ragazzo, io mi sono chiesto, esiste un messaggio? Vedete, a questa domanda si può rispondere in 4 modi. La prima risposta è quella, diciamo così, classica, tradizionale, perlomeno per noi, dico noi occidentali, che proveniamo da una certa tradizione religiosa, considerando il fatto che la religione un tempo era veramente religio, cioè era veramente quello che la parola dice. Voi sapete cosa significa la parola religio? Re è il prefisso che rafforza. Ligio rimanda alla radice LG, che noi che parliamo italiano non facciamo fatica a capire, perché anzitutto significa legame, legare, leg, rivive anche nell'italiano attuale questa radice, che viene dal latino, che viene dal greco,
e che ha prodotto parole importantissime come logos, per esempio, che vuol dire tante cose, ma anzitutto vuol dire quello che fa questa mano, che mette insieme, collega. Infatti logos anzitutto si riferisce, dicono i filologi, all'azione che facevano soprattutto le donne nell'antichità di andare a raccogliere legname, bastoncini e farne una fascina, legarli per poter fare il fuoco e cuocere il pane. Quindi è legare. Religio è ciò che ti collega fortemente con il principio del mondo e con gli altri. E se sei collegato col principio del mondo, sei collegato e non sei più non sei più un insieme anonimo di atomi, ma sei un insieme di soci, cioè una societas, una società. Quando una società ha una religio, è veramente una societas. Quando si perde la religio, il legame tra la mia libertà, la tua libertà, la tua libertà, la tua libertà che ci unisce e che fa sì che il nostro particolare, il nostro interesse particolare, dico particolare perché ovviamente pensavo a Francesco Guicciardini che parlava del particolare. Quando, diciamo del particolare, quando viene meno l'interesse particolare, il mio personale, perché lo collego e lo gerarchizzo e lo sottopongo, lo metto sotto, nel senso rispetto al bene comune, se lo faccio io, se lo fate tutti voi, noi diventiamo un sistema coeso, compatto, forte. Siamo una società che è veramente un tessuto, non sono più fili sparsi, è un tessuto. Se invece non c'è un'idea più grande che tiene insieme le nostre libertà, il tessuto si lacera, si sfilaccia, è quello che si dice la lacerazione del tessuto sociale e non siamo più una societas, non siamo più una società, non c'è più l'idea del bene comune, c'è solo l'idea del bene privato, per ottenere il quale ciascuno lotta contro gli altri. E invece di essere una religio, la condizione è un po' quella dello stato di natura iniziale, bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti. Va bene, questa è una premessa per dire che noi veniamo, ti devo dire le 4 risposte, mi sono perso un po' troppo, fatto questo l'ho presa un po', per dire che noi veniamo da questa tradizione, una tradizione di religio cristiana, e quindi la prima risposta che ci viene dalla tradizione di religio cristiana, di religione cristiana, è evidente. Sì, esiste un messaggio e questo messaggio è stato consegnato, è stato rivelato ed è consegnato in un particolare libro e a una particolare istituzione. Il libro si chiama Bibbia, l'istituzione si chiama Chiesa, basta che tu leggi la Bibbia, ascolti la Chiesa e leggi la Bibbia naturalmente con l'interpretazione della Chiesa e tu sei a conoscenza del messaggio. In altre culture, in altre tradizioni si dice la stessa cosa in termini diversi, si dice non si parla di Chiesa, non si parla di Bibbia, si parla di Corano, si parla di Umma, o si parla di Tanakh, oppure di Torah scritta e orale, e si parla di sinagoga o di popolo, del popolo di Israele. Nelle altre religioni, diciamo, non abramitiche, non monoteistiche, si parla di altri libri e di altre istituzioni o comunità, ma in ogni caso le religioni, ciascuna delle religioni, ognuna delle religioni è convinta di poter, e anche qualche filosofia naturalmente, c'è anche qualche filosofia, qualche ideologia, è convinta di poter rispondere così: sì, il messaggio esiste e lo possiamo conoscere e lo potete conoscere se mi ascoltate, se prestate fede a quelle che sono le mie. Prima ipotesi. Prima risposta. La seconda risposta è del tutto speculare è questa, cioè la prima è la risposta del teismo, la seconda è la risposta dell'ateismo. No, non esiste nessun messaggio, se non quello della guerra di tutti contro tutti.
se non quello della volontà di potenza che abita dentro ciascuno, e prima ancora della lotta per la sopravvivenza e di questa grande falce che si chiama selezione naturale. Quindi non c'è nessun messaggio, c'è questo incidente cosmico assolutamente inspiegabile, del tutto casuale, che si chiama vita, e che poi si chiama intelligenza, che chissà come mai la vita si evolve ed evolvente nasce, che poi chissà come mai si evolve e produce intelligenza, ma in ogni caso tutto questo è semplicemente una passione assurda. No, non esiste nessun messaggio. Siamo stranieri. Zingari in questo universo, diceva Jacques Monod. Quindi il primo messaggio dice che siamo figli, niente poco di meno che figli del principio ordinatore di questo mondo, quindi ci troviamo proprio nella migliore delle condizioni. E il secondo messaggio dice che è esattamente il contrario, che non abbiamo padre, che non abbiamo madre, che non, dice che non. La terza risposta possibile mi è venuta in mente leggendo, in realtà tutto questo discorso sul messaggio, questa modalità di presentare le diverse opzioni di fronte all'esistenza, mi è venuto in mente qualche tempo fa, l'avevo letto da ragazzo ma poi l'ho ripreso, insomma un racconto di Kafka, scritto quasi 100 anni fa, era il 1917, 101 anni fa, che si intitola Un messaggio dell'imperatore. Non so se qualcuno di voi l'ha letto. Questo messaggio, questo racconto che sta in una pagina. E questo racconto dice che c'è un messaggio, perché l'imperatore, sul suo letto di morte, chiama il suo messaggero più fedele per comunicargli un messaggio che è proprio per te, e anche per te, per tutti noi, è un messaggio. E glielo dice, lo dice all'orecchio del messaggero, il messaggero lo memorizza, l'imperatore gli dice di ripeterlo e lui lo ripete, e poi dice vai, porta il messaggio. Ma il messaggero non riuscirà mai ad arrivare da voi, perché lui, nonostante tutto il suo zelo, non riuscirà mai a uscire dal palazzo, perché ci sono troppe stazioni imperiali, c'è troppa gente, c'è troppa folla, e tenta di uscire, tenta di andare, non ce la fa, è lunga, passa giorni, mesi, anni, secoli, ma non riuscirà mai ad arrivare. E tu la sera, così conclude Kafka, ti metti alla finestra, aspettando il messaggero, e c'è lì, quasi sospirando, ma non c'è nulla da fare. Questa terza posizione come la chiamate? È una posizione a metà, no? Tra la prima e la seconda. Il messaggio c'è un senso, ma senso proprio quasi nelle tre dimensioni, nei triplici significato del termine senso, ma non ti arriverà mai, non lo conoscerai mai. Questa è la posizione che viene denominata agnosticismo, di chi non lo sa qual è il messaggio della vita, non sa se ha ragione la prima posizione che dice di sì, non sa se ha ragione la seconda posizione che dice di no, a volte sembra dentro di lui che qualcosa gli dica di sì, a volte sembra che qualcosa gli dica di no, e quindi. E infine c'è la quarta posizione, che è andata maturando in questi anni, e che risponde di sì, cioè io penso che ci sia un messaggio che emerge dalla natura, che emerge dalla cultura, e adesso vi dirò anche qual è. Ma prima ancora vi voglio dire che questo messaggio, per essere decifrato, per essere ascoltato, necessita la tua interpretazione. Non l'interpretazione dell'istituzione, non l'interpretazione degli altri, la tua. La tua. È un po' come quando si dispongono gli esperimenti, la fisica quantistica, e il ruolo dell'osservatore e dello sperimentatore è decisivo per il risultato stesso dell'esperimento.
E così è per noi. È il tuo ruolo è decisivo nel capire se esiste o no il messaggio, nel capire quale messaggio c'è. E per fare questo occorre ascoltare, occorre dilatare l'anima, avere un'anima, per così dire, una mente, un'anima grande, e ascoltare le diverse religioni, i diversi messaggi e le diverse filosofie, e ascoltare le diverse poesie, le diverse poetiche, le diverse musiche. Non si finisce mai. Certo, non si finisce mai. Tutta la vita è interpretazione. E quindi fino alla fine dei nostri giorni noi avremo a che fare con il compito dell'interpretazione. E non è sicuro che quello che adesso noi pensiamo della vita, in questa fase della nostra esistenza, tra un anno sarà la stessa cosa. Non è sicuro. Magari tra un anno cambieremo idea, perché ci sarà successo qualcosa di positivo magari, non è necessariamente di positivo, che ci avrà fatto vedere. Ma quante volte a me capita di andare in giro, di sentire persone che dicono che avevano la fede e che non ce l'hanno più, o che non avevano la fede e che adesso ce l'hanno, o che avevano una determinata fede e adesso ne hanno una diversa, che erano cattolici e sono diventati buddisti, e che da buddisti sono tornati cattolici, e che eccetera eccetera. Di tutto succede. Ma come interpretare questo? Interpretarlo come l'esposizione alla drammaticità e anche alla bellezza della vita. Questa quarta posizione io la denomino, che è la mia, la denomino fede filosofica, riprendendo un'espressione non mia, ma un'espressione di un filosofo tedesco che si chiamava, tutti voi lo conoscete, ne avete sentito parlare, si chiamava Jaspers, magari avete letto anche i suoi libri, Karl Jaspers. Io devo dire che l'ho incontrato proprio studiando teologia, perché quando facevo, alla fine del primo anno di teologia, tra il primo e il secondo anno di teologia, il mio professore di ontologia nel primo anno e di teologia contemporanea nel primo anno e ontologia nel secondo, insomma questo professore, che è anche un professore, un teologo noto in Italia, sia come teologo sia come musicista, questo professore mi diede da leggere durante l'estate un libro di Jaspers dal titolo La fede filosofica di fronte alla rivelazione. E devo dire che è una lettura che è rimasta profondamente dentro di me, che sempre mi ha accompagnato e che adesso sta diventando sempre più importante, perché sento che è la mia posizione questa. La mia posizione non è più la posizione della prima, non è più, lo è stata, ma non è più la prima. Perché non riesco ad aderire solo al cristianesimo. Il cristianesimo per me rimane molto importante, non potrei essere quello che sono senza il cristianesimo, ma capisco che ci sono altre visioni del mondo, compresa la visione 2, compresa l'ateismo, che dicono cose vere. Come il buddismo dice cose vere, come la concezione, come dire, ebraica della giustizia, della divinità, di molte altre cose, insomma, dicono cose vere che non sono sovrapponibili immediatamente a quelle cristiane, anzi non lo sono. E quindi mi trovo, come dire, al cospetto di questi diversi messaggi e capisco che perché io possa capire al fondo qual è il messaggio che la vita mi dà e che serve a nutrire quella parte di energia libera che è la mia interiorità e che mi consente nella vita di procedere con slancio, con ottimismo, con fiducia, perché di questo abbiamo bisogno, di fiducia e di onestà, non una fiducia a buon prezzo che si prende così ma che è esposta al vento, no, una fiducia che conquisti a caro prezzo, la conquisti col sudore dell'interpretazione, con il conflitto della tua anima, ma la conquisti, no? È una fiducia che poi, se arrivano i venti e le tempeste,
è come la casa che si fonda sulla roccia, che non è come la casa della sabbia, perché non ha fondamento, che viene facilmente distrutta. Ebbene, io ho capito, dicevo, che devo dialogare senza inimicizia, con grande partecipazione con queste diverse prospettive, e quindi parlo di fede filosofica. Ebbene, a questo punto vi devo dire, se questa è la domanda, qual è il messaggio, e ho tentato di finora io vi ho detto due cose. La prima, che esiste una dimensione dentro di noi che ha bisogno di essere alimentata. E così come noi alimentiamo il corpo e alimentiamo lo spirito, questa dimensione che esiste dentro di noi si chiama libertà e ha bisogno di un alimento. E se non l'alimenti, se non la nutri, questa dimensione muore. E voi conoscete qualche essere umano che è prestante nel corpo, prestante nella psiche perché ride così, ma è morto di dentro? Perché non ha nutrito la sua interiorità? Conoscete qualcuno? Io sì. È possibile che questa muoia. Questa è la prima cosa che ho detto. E la seconda cosa che ho detto è che esiste una domanda che come si dice, che scuote questa dimensione, ed è: esiste un messaggio per questa mia interiorità? E ho detto che ci sono 4 possibilità. E adesso la terza cosa che vi dico, che qual è naturalmente per me il messaggio. Io ho pubblicato un libro qualche giorno fa, non è passata ancora una settimana, che si intitola La via della bellezza. E quello che sostengo in questo libro è quello che adesso vi sto dicendo, e cioè che il messaggio esiste e che è la bellezza. C'è qualcuno qui dentro, non siamo tanti, ma per questo ci consente forse di essere più sinceri, più autentici con noi, no? A differenza di quando si è in tanti ed è la cosa un po' più teatrale, un po' più c'è una dimensione, qui non siamo tanti e questa cosa diventa forse più genuina. Ebbene, io vi chiedo, c'è qualcuno che non crede alla bellezza? Cioè che crede che la bellezza non esista, che sia un'illusione? È probabile, non vedo nessuno ma è probabile che se io avessi chiesto, siamo in pochi, possiamo parlare, c'è qualcuno che crede che Dio non esista? È probabile che qualcuno, magari anche dentro di sé, magari la mano avrebbe potuto alzarla. Se io avessi chiesto, c'è qualcuno che non crede all'amore, che l'amore non esista, che sia un'illusione? Quante ne abbiamo incontrate di persone che non credono all'amore, che pensano che sia un inganno, un'illusione, un trucco, diceva Schopenhauer. Avete letto nella volontà, nel mondo come volontà e rappresentazione, la parte dedicata alla metafisica della sessualità? Se non l'avete letta, quando siete innamorati, leggetela e vedrete che va bene, che tempra un po' la cosa, perché il succo è che l'amore non esiste, no? È semplicemente un trucco della volontà che muove la natura, perché la natura perché la natura possa mandare avanti se stessa. Questa è la tesi di fondo di quelle pagine. Se io vi chiedessi, esiste la giustizia? Qualcuno potrebbe dire: ma quale giustizia? Ma non la conosci il mondo? Ma dov'è la giustizia? La giustizia è un'arma dei potenti. Esiste, appunto, credete al diritto, alla giustizia, oppure credete all'etica. L'etica è una costruzione dei deboli che è diventata una costrizione per i forti. Persino in futuro, e adesso sarà sicuramente commissario di pubblica sicurezza, uno da cui dipende molte cose, la nostra sicurezza, perlomeno quello, non crede nell'etica. Ritiene che l'etica sia semplicemente appunto un trucco dei deboli e non fa nient'altro che riportare il pensiero di Nietzsche, del resto, come avrete capito. Quindi, e altre domande ancora, ma la bellezza non è possibile non crederci, la bellezza è un dato di fatto che si impone. Se c'è un messaggio che questo mondo ci comunica,
anche nella sua ingiustizia, anche nelle sue catastrofi, anche nelle sue eruzioni vulcaniche, anche persino nel terremoto, che è brutto perché crea disastro, perché crea vittime, perché crollano le case, ma in sé esiste, me lo diceva persino un amico marchigiano. Io sono stato invitato a parlare nei territori terremotati più di una volta delle Marche, e proprio lui mi diceva: no, il terremoto ha una sua arcana bellezza. Mia figlia non sarebbe nata, mi diceva, se non fosse stato per quell'energia del terremoto, che certo è stato distruttivo, adesso lui non vive più nel suo paese, vive altrove, ma c'è dentro qualcosa di potente. Tutto ciò che è naturale, anche se fa male, è bello, ha una sua bellezza, una bellezza terribile se volete, eticamente ambigua, distruttiva, ma bella. Quindi la bellezza è un dato di fatto. Io nel mio libro dico che la bellezza non è definibile, pur essendo un dato di fatto, pur avendo questo messaggio, tuttavia io non posso definirla. Quindi non è un messaggio, questo messaggio che la vita mi dà, che il mondo mi dà, che la natura mi dà, anche la storia culturale. Pensate Leopardi, che è uno dei grandi, come dire, accusatori della vita e della natura, come lo fa in una maniera così bello da essere commovente nella sua bellezza. E comunque dicevo, la bellezza, per quanto universale, non è definibile. Se io dovessi trovare una modalità di definire la bellezza, probabilmente andrei con la mente alla formula di Platone, che si ricava tra l'altro non è così, non c'è in maniera esplicita, ma si ricava dal Fedro. Questa formula è lo splendore del vero, la bellezza come lo splendore del vero. E tuttavia, per quanto non definibile, perché non è definibile la bellezza? Perché la bellezza fa un'altra cosa, non definisce, ma infinisce. Non si può usare il verbo infinire perché non c'è, ma capite lo sforzo della mente di trovare un termine che ti apre, mentre ti definisci, sei chiuso, una cosa è definita, è finita, è racchiusa anche dalla mente che ce l'ha, la conquista. Quando tu hai la definizione di un concetto, di una persona, l'hai in mano. Le cose grandi non si possono definire, perché fanno il contrario di definire, loro creano l'azione di infinire, ti aprono all'infinito. Semmai sono loro che definiscono te, che ti fanno sentire finito, piccolo, e ti contengono. Così è l'esperienza di Dio per chi la fa, l'esperienza spirituale, così è l'esperienza dell'amore per chi la fa, così è l'esperienza del diritto per chi la fa, per chi freme di fronte al senso della giustizia e dalla vita per la giustizia. Io sono di origine siciliana, come è del tutto evidente a partire dal mio nome e dal mio cognome, e quando parlo della giustizia e del diritto non posso non pensare ai grandi magistrati che hanno dato la vita per lottare contro l'ingiustizia che la terra dei miei genitori pure ha generato. E ha generato persone la cui essenza è l'ingiustizia e persone la cui essenza è la giustizia. Ma tu non puoi dare la vita per la giustizia, lo sapevano che sarebbero morti, lo sapevano benissimo. Non lo puoi fare se non sei innamorato e quindi contenuto e quindi al cospetto di un'idea più grande del tuo particolare. Se non hai un rapporto religioso con la giustizia. E quindi anche la bellezza è così. Non la puoi definire, però la possiamo descrivere in qualche modo. Non definire, ma descrivere sì. E infatti io nel mio libro convoco 17 parole, 17 termini per descrivere la giustizia. Il primo di questo è armonia e il secondo è sublime. Armonia è forse la parola più bella che dice l'azione della bellezza. E quando tu sei toccato dalla rivelazione della bellezza,
senti il desiderio di armonia, di essere in armonia, di voler introdurre armonia, di generare armonia, perché la bellezza è una componente fondamentale dell'armonia. E se sei toccato dalla bellezza, sei toccato dall'armonia. Armonia vuol dire, è l'azione che crea legame, che crea unità, è una parola che ha a che fare con anche questa, con la stessa azione a cui rimanda il termine, la radice leghe. Qui la radice è quella di ar, è la stessa radice da cui viene arte, ma dice precisamente il fare unità, il fare unità. È la stessa azione a cui rimanda il termine yoga. Ma questa unità costa, non è un'unità armoniosa, come diciamo nel senso, come dire, scontato, quotidiano del termine, è un'unità drammatica. E la lingua, il linguaggio ce lo rivela, sapete? Perché noi italiani qui, al contrario del G, siamo un po' svantaggiati, però come si scrive armonia in inglese? Come si dice? Come si scrive? Con l'H, no? Harmony. E in tedesco harmonie, ci vuole l'H. E in francese la stessa cosa, harmonie, ci vuole l'H. E in latino armonia, sì certo, ma con l'H. Per noi italiani l'H, diciamo, basta lo diciamo anche, non vale un H, non conta niente, e quindi l'abbiamo fatta decadere. Ma c'è l'H. Perché c'è l'H? In queste lingue diciamo che filologicamente sono un po' più avvertite della nostra, almeno in questo caso. C'è l'H perché voi sapete che la parola armonia viene tale quale dal greco, tale quale, armonia. Ma l'alfa, la prima lettera del termine armonia, ha lo spirito aspro. Spirito, aria, spirito, torniamo dal spirito, aria. Lo spirito è un segnale che i grammatici antichi misero sulle parole per indicare la pronuncia. E può essere dolce o può essere aspro. La parola che per definizione indica la dolcezza, che sembrerebbe come bella, una bella armonia, così dolce, ha lo spirito aspro. Cioè quando la pronunci non è dolce la tua, devi aspirare un po'. Da qui l'H l'H che è di armonia, ma anche di altri termini. Se per esempio pensate a metodo, non lo scriviamo metodo, ma provate a pensare come si scrive in tedesco o in inglese metodo. TH, non solo la T, c'è anche la H. E perché? C'è metà odos, e odos vuol dire, ma insomma lasciamo perdere adesso questi discorsi. Perché c'è lo spirito aspro? Perché la mente ha capito quanto già Eraclito aveva capito, cioè che da elementi che discordano che si ha la più bella armonia. L'armonia non è una visione diplomatica della vita, la bellezza non è senza lavoro, senza dramma. Da elementi che discordano si ha la più bella armonia, diceva, frase straordinaria di Eraclito. E quindi vuol dire che è dalla disarmonia che si ha l'armonia. E quindi vuol dire che il caos, il dramma, il lavoro, il conflitto, anche polemos, il conflitto, è presente nella costituzione della bellezza. E la bellezza quindi è un'attività drammatica. Il messaggio che la vita ti dà a partire dal termine armonia è quello che tu devi costruire bellezza mediante il tuo lavoro, mediante la tua fatica, mediante il tuo sudore. L'altro termine, ne potremmo parlare, poi parlo di arte, cioè armonia, arte, poi parlo di ovviamente bellezza, poi cosmo, poi caos, poi eleganza, poi estetica, poi arriva fascino, poi arriva forma, poi arriva grazia, gloria, gusto, poi arriva meraviglia, poi arriva proporzione, poi arriva splendore, stile e infine 17esima, sublime. Queste sono le 17 parole che ho convocato nel mio libro per descrivere il fenomeno della bellezza. Ne avrei potute convocare altre, di sicuro qualcuno di voi, e già ho anche pensate altre, ma poi
Va bene, ho scelto queste e sono venute 17 così. L'ultima di queste è sublime. Ma sublime, nel senso filosofico del termine, è ciò che attrae e al contempo respinge. Cioè il vertice dell'esperienza estetica non è il bello, il vertice dell'esperienza estetica è il sublime. Ed è ciò che ti attrae e al contempo ti respinge. Se voi leggete il trattato sul sublime, è uno dei grandi testi di estetica che l'umanità ci consegna, per esempio potete incontrare questo: quando il sublime si manifesta, riduce tutto in cenere come la folgore. Per dire che la vera esperienza estetica, la più alta esperienza estetica, contiene anche il negativo, contiene anche la paura, contiene anche il timore. Come quando siete al cospetto della natura vera, no, una spiaggetta col mare calmo, no, la natura vera è impervia, la montagna, il mare in certe circostanze, il bosco, la foresta, gli animali, ma gli animali, non quelli antropizzati. Bello, che ti attrae e al contempo che ti spaventa. E questa è la vita. Questa è la vita, che è bella e che al contempo ti spaventa. E questo è il sublime. E siccome le parole non mentono, le parole sono vere, amate le parole, amate l'etimologia delle parole, da dove vengono, poi mettere insieme tante parole ci genera la frase, e le frasi possono essere anche false. Certo, ci sono frasi false, ce ne sono tante, e ci sono anche, come si dice, discorsi, insiemi di frasi che sono altrettanto falsi, ma le parole nella loro originarietà, soprattutto se sono antiche, se hanno viaggiato lungo i secoli prima di giungere a noi e hanno passato veramente tanta selezione naturale, ci sono giunte, le parole hanno una loro estrema verità e capacità rivelativa, sono un po' come le stelle che ci consegnano la luce, che poi gli astrofisici decifrano e ci raccontano la storia così meravigliosa e spaventosa al contempo del nostro cosmo. Ebbene, la parola sublime, in latino sublimis, vuol dire alto, elevato, ma non sentite l'incredibile fatto che per la parola che vuol dire alto è formato dalla proposizione che vuol dire sotto, sub. E questo limis, i grammatici, i filologi discutono se significa una cosa, la Treccani dice che significa soglia, lo Zingarelli dice che significa invece obliquo, rimanda a limus che vuol dire obliquo, e quindi dice qualcosa che è sotto e che è obliquo, e qualcosa che sale obliquamente verso l'alto. Questo sarebbe quello che, se voi prendete lo Zingarelli, dice sale obliquamente verso l'alto. È per esprimere ancora una volta quella stessa cosa che esprime l'H di armonia, la fatica di creare bellezza, la fatica, il lavoro che l'esperienza estetica richiede, e per farla, perché sia fatta, e da chi la fa, e perché si costituisca in se stesso. Io concludo vado verso la conclusione di questa mia orazione a favore della bellezza che vi sto proponendo, dicendo che appunto che la bellezza è un messaggio, certo, e come messaggio, e in quanto messaggio ha un valore salvifico. Io sono convinto che la bellezza, nella misura in cui è intesa non come il semplice estetismo, oh che bello di questo genere qua, ma come la logica profonda dell'essere che è armonia che si fa, ma si fa mediante il conflitto. E perché sono convinto di questo, che la bellezza sia? Ma perché guardate,
tutto quello che voi potete pensare e vedere, tutto quello che voi potete toccare, tutto quello che voi potete concepire con la mente, è un sistema. Nominatemi, se siete capaci, qualcosa che non sia un sistema. Cioè qualcosa che esiste per se stesso a prescindere dalle relazioni, che esiste indipendentemente dalle relazioni, che prima esiste come sostanza e che poi si relaziona. Degli enti, dei fenomeni, delle cose di questo mondo, qualcosa di reale. È come quando, la stessa risposta che ho ricevuto prima, quando vi ho detto c'è qualcuno che nega che esista la bellezza, la stessa risposta non c'è, perché tutto quello che noi possiamo vedere è il risultato di aggregazione, tutto quello che noi possiamo vedere e pensare, a partire dall'aria che respiriamo. L'aria che respiriamo, l'acqua che costituisce il nostro corpo, per una buona parte, e anche gli altri elementi che costituiscono il nostro corpo, tutto questo sono frutto di relazione. Quindi, che cosa tiene insieme? Che cosa crea sistema? Qual è quella forza che crea armonia? Questa è la forza, armonia, ciò che unisce. Ciò che unisce. Questo è il significato profondo di armonia, ciò che mette in relazione. E quindi per quello dico che la bellezza, essendo la bellezza ciò che ripropone nei suoi vertici una logica di armonia, esprime la logica del mondo. Ma qui si può essere credenti o non credenti, ma è una maniera di sentire la vita. Io 2 giorni fa oggi è mercoledì, sì? Quindi lunedì, esattamente 2 giorni fa, ero a Palermo, all'interno di una settimana dedicata a Dante, settimana dantesca, che si svolgeva su questo, che girava attorno a Paradiso 22, 151, se ricordo bene, 22 di sicuro la cantica, 151 mi pare, ma se non è 151 giù di lì. Questa bellissima espressione di Dante che guarda la terra e dice dall'alto, dal cielo, poco prima di entrare nell'Empireo, guarda la terra e dice l'aiuola che ci fa tanto feroci.